Due squadre in testa dopo 3 giornate che oggi si ritrovano contro. Da una parte le campionesse d'Italia in carica, dall'altra chi ha il sogno di mettersi lo scudetto sul petto. Dal Pala Saponara un saluto da Gianluca Valente, pronto a raccontarvi CMB Futsal Team o Casa Falconara. Big match nell'anticipo del sabato sera qui in terra lucana. Una gara da gustare, dove i contenuti tecnici e tattici sono davvero tantissimi. Saluti di rito tra le due formazioni. Dopo una decina di minuti di ritardo si comincia con questo match tra le due squadre a punteggio pieno dopo 3 giornate. CMB che nel turno precedente ha vinto un confronto importante contro l'ambiziosa Woman Roma, mentre il Falconara, reduce dal netto 5-0 inflitto al Cagliari. Andiamo a leggere le formazioni con il CMB che si presenta con Di Biase, Vanin, Lopopolo, Tati, Ion, Renatigna, Belli, Bergamotta, Carpineta, Valendino, Casiero e Cimarosa. Foto di rito per la squadra di casa, squadra allenata da Massimiliano Neri. Falconara che risponde con Carturan, Colucci, Condò, Gregori, Scoponi, Pirro, Elpidio, Lot, Pereira, Taina Santos, Ferrara, Bordacchini. In panchina coach Giulia Domenichetti. Terna arbitrale formata da Dario Pezzuto e Stefano Prisco, entrambi provenienti dalla sezione di Lecce. Crono il signor Jacopo Giannelli della sezione di Bari. E allora è praticamente tutto pronto qui al Pala Saponara. Cominciano i quartetti. Cominciano ad entrare in campo i quintetti. Di Biase, Tati, Vanin, Renatigna e Belli per il CMB che dà il via al match. C'è subito un'iniziativa da parte del Falconara. Che parte con Carturan, Elpidio, Isa Pereira, Erika Ferrara e poi in avanti c'è Nancy Lott. Contrasto cromatico ideale per questo match. Si vede adesso la pressione di Lott, nazionale olandese, confronti di Tati, punto di riferimento dalla nazionale brasiliana. Vanin da banda sinistra, chiusa in calcio d'angolo, preme subito sull'acceleratore con il tacco Renata. Ancora palla in mezzo e Renatigna non trova la deviazione di Belli. Passati appena 50 secondi, ma i ritmi sono subito altissimi in questo CMB Falconara. Pereira esce da una pressione portata da Vanin e Belli. Si trascina però il pallone in fallo laterale, già battuto Tati. Renatigna. Aspetta Elpidio, cambio di banda per Belli. Ancora Vanin, varchi chiusi, l'imbucata arriva a destinazione, non ci crede Renatigna, c'è Elpidio in copertura. Rimessa laterale però in favore delle lucane. Recupera il pallone Capitan Ferrara, è sola però, va in automatico nello scarico sulla destra. Isa Pereira non ha seguito la numero 21 e quindi pallone che si spegne in rimessa laterale. Tanti gli ex in questo match.
a partire dal tecnico Massimiliano Neri, che ha guidato nel 2022 il Falconara allo scudetto. Seguiamo questa azione di Tati, chiusa da Lot, che prova a ripartire, chiusa da Vanin, rimessa laterale per Falconara. In quella squadra c'erano anche Di Biase e Tati oggi in campo. Non c'è Marta, oggi assente per una febbre nell'ultimo minuto che l'ha bloccata a casa. Carturan con le mani per Erika Ferrara. Isa Pereira, palla in avanti, Tati anticipa Lot. Allora è Belli a scaricare per Deborah Vanin. Renatigna. Tati. Finta con il destro! Tati dopo 2 minuti e 14 secondi sblocca il risultato. CMB avanti 1-0. Gol bellissimo eseguito con una facilità disarmante da parte di Tati. Controllo e subito ha rubato il tempo all'avversaria. Una sterzata d'improvviso e poi pallone con il destro. Si è infilato nell'angolino alla destra di Carturan e subito CMB avanti di una lunghezza. Qui al Palla Saponara di Salandra. Isa Pereira. Pressione di Belli. Fallosa secondo il direttore di gara. Pezzuto fischia il calcio di punizione. Prima infrazione della gara, fuori Nancy Lot, dentro Taina Santos, trascinatrice nella promozione in Serie A dalla Woman Roma nella passata stagione, nonché della vittoria della Coppa Italia di categoria. Ferrara, Isa Pereira per Taina Santos, si fa sentire subito. Tati ha dato il benvenuto alla numero 20. Vanin. Renatigna. Aspetta il Pidio. Raddoppiata e allora lo scarico per la 2. Tati. Ancora per Vanin, questa volta da banda destra. Il diagonale respinge Carturan. Poi ancora il Pidio in difficoltà. E la traversa di Renatigna dal nulla. C'è stata comunque una deviazione e allora sarà calcio d'angolo per il CMB. Pezzuto ferma il gioco, bisogna mettere in asse la porta. Tati per Renatigna, centro in pieno Pereira, la ripartenza di Elpidio subito chiusa dalla copertura di Tati che preferisce ripartire da una rimessa. Vanin. Tati. Diagonale per Belli che ruba il tempo a Taina Santos, poi perde l'equilibrio, rimane per terra dolorante Belli. Renata si ferma, mette fuori il pallone e allora subito a capire quali siano le condizioni di Federica Belli. Tra l'altro quella messa a segno da Tati è la prima rete in carriera per lei con la maglia del CMB. Uno dei nuovi arrivi, una campagna estiva scintillante operata dal presidente Auletta. Ancora Tati, lancio profondissimo, impossibile per Vanin arrivare sul pallone. Ferrara, pallone intercettato ma non recuperato da Vanin. Domenichetti protesta. Siamo già in banda opposta. Isa Pereira, problema di superare Belli. Gli toglie il possesso ma il pallone è troppo lungo. Sembra essersi ristabilita Federica Belli. Ferrara. Ancora palla in profondità per Elpidio che si allunga, poi arriva il fallo di Belli ai suoi danni. Calcio di punizione in favore dell'Ocasa Falconara. Secondo fallo di giornata per quel che riguarda la prima frazione di gioco da parte del CMB.
Ancora immacolato il conto per le ospiti. Taina Santos sul punto di battuta. Punto di vista balistico, Taina non ha nulla da chiedere. Messo in difficoltà Di Biase. Pressione su Vanin, occhiataccia da parte di Deborah Vanin ai danni di Prisco. Tutto regolare, gioco che è già ripreso. Renatigna supera la linea di centrocampo, pressione di Elpidio e allora si va dalle parti di Vanin. Triangolazione di prima intenzione con l'esterno, Renatigna di poco alto. Con 2 tocchi CMB è arrivato sotto porta. Elpidio, Isa Pereira, scucchiaiata in avanti, la pressione però si fa sentire, allora palla fuori dal rettangolo di gioco, dentro Ion, pardon, al posto di Belli. Roxy Ion, seconda stagione per lei qui a Salandra. Tati, Renatigna, si propone Vanin. È partita Deborah Vanin, l'ultimo tocco è il suo, ottima la chiusura da parte di Aline Elpidio. Gol determinanti nella scorsa stagione per portare a casa lo scudetto da parte di Aline Elpidio. Palla in avanti verso Carola Colucci, neo entrata in campo con la maglia numero 3. Sale nel possesso Falconara, Isa Pereira, Ferrara sugli stinchi di Vanin, ancora Isa Pereira dalla distanza. Tati in calcio d'angolo, qualche brivido per Di Biase, spiazzata dalla deviazione della compagna. Corner per le campionesse d'Italia in carica. Elpidio, movimento, il tentativo di prima intenzione da parte di Colucci, allontanato con il piattone da Di Biase. Ancora Colucci. Chiama lo schema Elpidio. Siamo alla soglia del 5° minuto di gioco. Isa Pereira, scarico per Elpidio, subito su di lei c'era Vanin, allora Carturan a gestire il pallone, non si intende con Ferrara, possesso regalato agli avversari e Vanin gestisce con il destro, deviazione di Taina Santos, piuttosto evidente, Prisco non la nota, Pezzuto è d'accordo con il collega, rimessa da fondo campo per Falconara con Denise Carturan che va a recuperare il pallone. Lancio in avanti, Tati anticipa l'avversaria, tocco di testa per Renatigna, il rasoterra, bravissima Carturan. Renatigna la battuta dalla rimessa laterale, palla dalle parti di Tati, controllo con l'esterno. Isa Pereira in pressione e allora si va dalle parti di Vanin. Colucci chiude il varco. Ion, Tati, Renatigna, sale il baricentro del Falconara a cercare di recuperare nel più breve tempo possibile il pallone, cercare di far male a Di Biase. Taina Santos per Isa Pereira, ancora Taina, sbaglia di disimpegno, Vanin fermata da Isa Pereira. Ion, Renatigna, ancora per Roxy Ion. Vanin prova a incunearsi da banda sinistra, poi incespica sul pallone, se lo allunga a fondo campo. Sempre doppia pressione, doppia chiusura da una banda e dall'altra quando decide di attaccare lateralmente fa il CMB. Fuori Vanin, dentro Belli.
prima stagione dall'inizio in maglia CMB per Deborah Vanin. Lei giunta nel corso del mercato di gennaio. Renatigna lascia sul posto di Pereira. Renatigna con il corpo Carturan. Belli, controlla il pallone, doppio dribbling, poi rimpallo favorevole di Taina Santos che guadagna una rimessa da fondo campo. Elpidio. Taina Santos, chiusa da Renatigna, allora si va nuovamente da Ali in Elpidio. Si accentra. Isa Pereira, tentativo deviato in calcio d'angolo da Capitan Di Biase. Elpidio cerca Taina Santos, si coordina benissimo e poi Belli si rifugia in un nuovo corner. Pereira, Elpidio, chiusa da Tati, rimane in proiezione offensiva la squadra di Giulio Domenichetti. Belli intercetta il pallone, lo gestisce adesso, palla in avanti ma non ci sono compagne. CMB schiacciato nei propri 10 metri. Dentro nuovamente Lot in luogo di Colucci. Tornata in campo anche Erika Ferrara al posto di Taina Santos. Elpidio. Pereira. Chiusura fallosa da parte di Belli. Terzo fallo CMB quando mancano 12 minuti e 46 secondi all'intervallo. Parziale però dice 1-0 CMB, in gol Tati al minuto numero 2-14. Isa Pereira, bella palla in avanti per Elpidio, non fa male però Di Biase. Tati, pressata da Ferrara, lo scarico per Belli, tra le linee cerca e trova Renatigna, all'indietro per Ion. Belli, Tati, raddoppiata, riesce comunque a scaricare il pallone per Belli, prova a fare tutto da solo, perde palla in favore di Ferrara, palla vagante che rimane lì nella tre quarti campo del CMB, fa ordine Renatigna, palla per Tati servita da Di Biase, capitano delle Lucane che chiede alle compagne calma. È partita Renatigna, Renatigna la puntata, deviazione determinante di Pereira in calcio d'angolo. Tati per Renatigna, pallone Sbilenko, ma secondo il direttore di gara c'è stata una deviazione e allora si cambia banda, ma è sempre Tati a battere il corner. Di testa Renatigna, ancora Carturan, ancora calcio d'angolo, il terzo consecutivo. Palla in mezzo, Ion anticipata da Pereira. Tati in profondità a cercare Belli. Il pallone in realtà termina direttamente a fondo campo. Carturan per la più vicina Ferrara. Pressione di Belli. Rischia tantissimo con personalità Ferrara. Palla in avanti per Nancy Lot. Chiusa da Tati. Di Biase verso Belli, anticipa Ferrara, mette giù un pallone complicatissimo. Renatigna raddoppiata, il diagonale direttamente fuori. Fuori Renata Adamatti, dentro Deborah Vanin. Elpidio. Pereira. Ferrara. Palla filtrante verso Nancy Lot che non riesce ad agganciare la sfera. Occasione persa per Falconara. CMB che riparte da Vanin. Tati, Belli. Vanin centralmente, si propone Ion, cercata, chiusa però l'iniziativa prima da Ferrara, poi da Elpidio. Tati dà indicazione alle compagne prima di andare a battere, credo, la rimessa laterale, se non ho visto male. Così è. Palla in mezzo, Pereira lontano in qualche modo.
Elpidio si mette in moto tutta sola, è partita Elpidio, centra in pieno Vanin. Gioco che si ferma, time out chiamato da Locasa Falconara, ci fermiamo anche noi. Si torna in campo, 9 minuti e 15 secondi sul cronometro, sempre 1-0 CMB, decide per il momento la rete messa a segno da Tati al minuto numero 2 e 14. Taina Santos anticipata da Tati, proteste da parte del numero 4 del CMB, altra direzione, altra rimessa sul tentativo dalla distanza di Isa Pereira. Taina Santos alla battuta, Ferrara cicca completamente il pallone, Belli alla battuta, Vanin, Tati, Ion, sale la pressione, Falconara, rimpallo favorevole, Taina Santos, serie di finte, raddoppiata, lo scarico per Ferrara, Suolata, ancora alza la testa la 21, poi tentativo direttamente a rete, c'è la deviazione di Ion, nuovo corner per le ospiti. Ferrara alla battuta, movimento di Elpidio, palla sugli stinchi di Ion, Pereira anticipata da Belli, chiusura dalla 16 verso Carturan che colpisce Belli e quindi la rimessa è in favore di Falconara, come giustamente segnalato dalla coppia arbitrale. Ferrara, Pereira in avanti verso Taina Santos, ottimo il controllo, poi arriva il raddoppio di Vanin e CMB recupera palla immediatamente. È una gara a scacchi in questo momento, quando la squadra cerca di gestire il possesso arriva immediata la pressione a tutto campo da parte delle avversarie. Adesso fa capire anche la qualità tecnica ma anche fisica di queste due grandi squadre. Non a caso in testa alla classifica a punteggio pieno. Quattro secondi di infrazione segnala Pezzuto a Isa Pereira e quindi cambio di battuta. Vanin per Belli, anticipata da Pereira. Elpidio si gira, il tiro tra le braccia di Di Biase. Vanin, Tati, Vanin, ancora Tati, sterzata su Elpidio, ancora Deborah Vanin, ultimo riferimento in questo momento da parte delle ragazze di Massimiliano Neri. Belli controlla male il pallone, immediatamente arriva Pereira a mettere ordine alle giocate di Falconara. È partita Taina Santos, l'ha vista Pereira, di qualche centimetro troppo lungo il lancio. Fuori Belli, dentro Renatigna. Tati,
Vanin. Renatigna. Ancora per Vanin, sterzata su Taina Santos, perde il possesso in favore di Colucci. Ancora Renatigna, palla vagante, Renatigna, palo clamoroso dopo aver dribblato Carturan. Pereira sbaglia il disimpegno, Tati chiude su Elpidio, allontana il pericolo di Biase. Dopo la traversa, questa volta il palo centrato sempre da Renatigna. 5 gol in questo avvio di stagione per lei. Dentro per la prima volta in questo sabato sera con la maglia numero 77 c'è Alessia Valentino. Colucci chiusa proprio da Valentino, brava a recuperare il possesso. Tati. Vanin. Triangolazione con Renata, pallone di ritorno errato, capisce tutto Pereira. Colucci, bella apertura per Lot! Miracolosa la deviazione di Di Biase. Anzi, secondo gli arbitri non c'è stata deviazione, la sensazione è stata quella. Fatto sta, è stata andata vicinissimo al pari il Falconara, che adesso ci riprova di nuovo con Nancy Lot. Pereira. Sterzata su Valentino, bella palla in avanti per Colucci. Toccata da Vanin, poi Di Biase evita il calcio d'angolo. Vanin, siamo già nella metà campo avversaria. Vanin, centro in pieno Isa Pereira. Partita di altissima prestazione quella di Isa Pereira in fase difensiva sino ad ora. Renatigna, limite dell'area di rigore. Non ci casca Pereira, pallone in fallo laterale. Vanin. Centra ancora una volta la numero 16. Tati, Vanin. Tati, pressione di Lot, cerchio di centrocampo, gestisce il possesso il CMB. Ancora Tati, bella palla per Vanin che ha il problema di allungarsi nuovamente il pallone. Questa è una partita in cui i dettagli fanno la differenza. Controllo errato può permettere una ripartenza avversaria. Vanin. Tati. Si propone Renatigna, subito servita. Non benissimo. Costretta ad allungarsi, subito Lot in chiusura. Tati. L'indietro per Vanin, centralmente vede nuovamente Tati, lo scarico per Renatigna, cerca Tati, deviazione di Colucci, si va in banda destra. 5 minuti 54 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Tati verso Vanin. Ancora per Tati, anticipata da Colucci. Allontana la retroguardia del Falconara che adesso prova a ripartire con Pereira. Servito il Pidio. Allontana Vanin che centra in pieno, però Aline Elpidio cade malissimo. Elpidio praticamente colpita in corsa dal pallone. Ovviamente situazione di gioco del tutto fortuita. Sta di fatto che rimane dolorante a terra Aline Elpidio. Staff medico del Falconara a sincerarsi delle condizioni della numero 11.
Di Biase pronta a rimettere in gioco il pallone. Tati, Vanin, Tati, Renatigna, Vanin, ancora per Renatigna, Vanin sterzata dentro Condò con la maglia numero 5, primi secondi in campo per lei. Renatigna lascia sul posto Condò, un tacco che favorisce la ripartenza di Isa Pereira, piroetta di Pereira, bella palla per Condò, capisce tutto chiudendo la diagonale Renatigna. Lo scarico verso Valentina da parte di Tati non viene agganciato dalla 77. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Ferrara gestisce il pallone, Taina Santos, rimessa da fondo campo, pronta ad operare Di Biase, dentro Belli, fuori Valentino. Vanin, Belli, chiusa da Ferrara, sfida tutta italiana in quella zona del campo. Vanin, Renatigna, l'aspetta Pereira, pallone filtrante respinto, ma il rimpallo ha favorito il CMB. Tati, scarico per Vanin, Renatigna in profondità, chiusa da Taina Santos, Condò. La pressione di Renatigna non mette in difficoltà la 5, che poi tentenna nello scarico. Deviazione di Tati direttamente dalle parti di Carturani, Isa Pereira per Taina Santos. Dalle retrovie. Ferrara. Pereira. Condò non riesce a controllare il pallone, arriva Tati di gran carriera, Renatigna! In pieno volto colpisce Carturan che evita la seconda rete. Una bordata sul volto di Denise Carturan che rimane inevitabilmente stordita. Torna in campo un elemento dello staff medico di Falconara. Capire un po' anche qual è la situazione. Vediamo già scaldarsi Bordacchini, secondo portiere di Falconara. Rebecca Bordacchini. Forse perdita di sangue dal naso per Carturan. Ovviamente dalla nostra postazione non è semplice capire cosa sia successo. Ci auguriamo ovviamente non sia nulla di grave per l'estremo difensore di Falconara, che si è ben distinta sino ad ora. Adesso va anche Renatigna a sincerarsi delle condizioni dell'avversaria. Epistassi per lei, adesso ho visto anche medicazione al naso come per tamponare. Da regolamento ovviamente Carturan deve abbandonare il campo quando c'è l'intervento dello staff medico in campo. Pronta Bordacchini, vediamo se avrà bisogno di un po' di tempo oppure potrà rientrare immediatamente. Esce tra gli applausi del pubblico del Pala Saponara. Fuori Carturan, dentro Bordacchini. Pizzuto costretto a parlare con la dirigenza del Falconara. Le regole sono regole. Belli, palla in mezzo, allontanata da Ferrara. Vanin.
Renatigna, chiusura da parte di Taina Santos. Vanin, Belli, Vanin da terra, Pereira allontana il pericolo, scontro Taina Santos Vanin, pressione di Santos ai danni di Tati che tiene però il possesso, recupera un pallone vagante Ferrara, contropiede il Pidio, ancora per Erika Ferrari, carica il mancino, poi con il destro ci prova, pallone altissimo, tornata in campo Carturan. Presenza seppur lampo in Serie A per Bordacchini. Tati riparte dalle retrovie. Tati. Renatigna. Vanin. Tati. Ancora Vanin. Belli, pressione che sale da parte del Falconara. Sgroppata di Vanin. Ancora Vanin. Lascia sul posto Taina Santos. Si allunga il pallone. 2:46 alla fine del primo tempo. Fuori Ferrara, dentro Colucci che prova ad allungare Falconara. Taina Santos. Elpidio con l'esterno verso Colucci, non riesce il controllo. Neri che ha ancora a disposizione il suo time out in questo finale di prima frazione di gioco, vediamo se lo utilizzerà o meno. Vanin per Belli, grande giocata di Belli, Belli, poi ci pensa troppo, la chiusura di Nancy Lott. Magia da parte di Federica Belli che poi non ha concretizzato in gol la bellissima giocata. Tati supera Lott, serve Vanin sul corpo, la pressione, il raddoppio non consente a Vanin di giocare il pallone. Tati, Renatigna, aspetta Isa Pereira, la lascia sul posto, palla in mezzo e Belli da posizione invitante mette fuori. Carturan per Isa Pereira. Elpidio, fortunata nel rimpallo, riparte palla al piede, Elpidio! Pallone di pochissimo al lato. Occasione Falconara con Aline Elpidio. Renatigna. Aspetta Lott con l'esterna, apertura per Belli, di prima intenzione per Vanin. Palla in mezzo! E Renatigna partecipa al festival del gol sbagliato. Pallone fuori a portiere battuto. Pubblico il Pala Saponara che si fa sentire. Momento di sconforto da parte delle ragazze di Neri, vicinissime tante volte al raddoppio, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione. Elpidio si gira, occasionissima per lei, pallone alto. Finale di primo tempo davvero emozionante, sta succedendo di tutto. Tati in avanti per Renatigna, scattata con i giri sbagliati. Riparte Taina Santos, Isa Pereira, Tati brava ad anticipare Elpidio. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo bellissimo primo tempo. Taina in avanti per Ferrara. Prova a superare Tati, missione complicata. Domenichetti dà indicazioni alle sue ragazze per provare a
sfruttare lo schema da calcio piazzato. Ferrara non è fortunata nel tiro, che rimpalla sulle sue gambe. Elpidio recupera una palla vagante, chiusa da Renatigna. Velo di Vanin per Di Biase, che preferisce giocare con il cronometro. Ancora 40 secondi. Tati, Vanin, pressione di Taina Santos. Tati in avanti, in terra di nessuno, c'è solo Carturan pronta a recuperare il pallone e servire immediatamente Isa Pereira. Taina Santos, Pereira. Tra le linee per Ferrara, anticipata da Vanin. Carturan recupera il pallone, serve la 16. Taina Santos, serie di finte, lascia sul posto Belli, che commette fallo, calcio di punizione e ammonizione per Belli. Quarto fallo commesso dal CMB. Federica Belli, prima ammonita di questo match. Va a parlare con l'arbitro. (12 secondi e spiccioli ancora da giocare). Elpidio sul punto di battuta. Pezzuto fa rispettare la giusta distanza per collocare la barriera. Fischio dell'arbitro. Parte Elpidio, centra in pieno Belli, che poi allontana il pericolo. Rimessa Falconara. Elpidio in avanti per Ferrara. Si propone Taina Santos. Ancora Ferrara. Il diagonale direttamente a fondo campo, ma il pallone era uscito in precedenza. E quindi rimessa laterale in zona panchina CMB, che opera Vanin. 4 secondi ancora da giocare. Lunga rincorsa da parte di Vanin. Palla verso Belli, allontana Carturan. Lo stesso fa Elpidio, ma non c'è più tempo. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore del CMB. Per il momento decide la rete di Tati dopo 2 minuti e 14 secondi. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi dal match.
nuovamente collegati con il Pala Saponara di Salandra per seguire insieme il secondo tempo di CMB Futsal Team Ocasa Falconara. Gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Si riprende dal risultato che ha chiuso i primi 20 minuti effettivi di gioco, vale a dire l'1-0 in favore del CMB. Si parte adesso. Gol messo a segno dopo 2 minuti e 14 da Tati. Una partita bella, vibrante, dove sicuramente ha costruito di più il CMB, ma Falconara non è stata di certo a guardare. Ha preso le misure all'avversaria, ha cercato di contenere la prepotenza offensiva delle ragazze di Neri. Salvata per 2 volte dai Legni, sempre colpiti da Renatigna, prima una traversa e poi un palo. Sono state delle occasioni clamorosamente fallite, prima da Belli e poi dalla stessa Renatigna, ma le occasioni le ha avute anche Falconara con il tentativo di Erika Ferrara, quelli di Elpidio. Partita bella, godibilissima, che è ripartita da 40 secondi. Belli, limite della rete di rigore, chiusa da Pereira. Ne approfittiamo per darvi quelli che sono i quintetti di questo avvio di ripresa. Carturani, Isa Pereira, Elpidio, Ferrara, Taina Santos per il Falconara. Seguiamo questa azione del CMB. Tatti e poi Belli! Un pallone sporco, girato di prima intenzione in rete per il 2-0 CMB. Sono passati 47 secondi dall'inizio della ripresa e arriva la rete di Federica Belli, che gira a rete un pallone arrivato quasi in maniera fortuita, con la deviazione di prima intenzione. Non colpito benissimo il pallone, ma in maniera tremendamente efficace, tant'è che è andata ad infilarsi nell'angolino basso alla destra di Carturan. 2-0 CMB, seconda rete in stagione per Belli. Corner Falconara adesso, il Pidio, raddoppiata, chiusa proprio da Belli. Renatigna vince un contrasto con Ferrara. Renatigna ancora a cercare Belli, chiusa da Isa Pereira, tiene palla Taina Santos, ancora Pereira, apre sulla sinistra per Ferrara. Vanin mette il piedone sinistro per evitare la ripartenza della numero 21, capitano delle campionesse d'Italia di Falconara. Domenichetti si arrabbia tantissimo per la gestione del pallone in fase di impostazione. Vi dovevamo il quintetto iniziale del secondo tempo da parte del CMB. Di Biase tra i pali, poi Tati, Belli, Vanin e Renatigna. Vanin, Renatigna, sale palla al piede, si propone centralmente Tati, apertura per Vanin, l'aspetta il Pidio, Vanin con le ginocchia, Carturani in 2 tempi, recupera il pallone, ha già servito Pereira, stoppata da Renatigna, il possesso è ancora Falconara e il Pidio, serie di finti, ancora il tentativo deviato da Tati, allontanato da Vanin, rimane in proiezione offensiva Falconara con la rimessa laterale operata da Ferrara. Arriva il fendente di Taina Santos, nuova deviazione, già battuto Pereira. Elpidio si allunga il pallone, vince il contrasto con Renatigna, danza sulla palla lì nel Pidio, prova praticamente da centrocampo Taina Santos, deviazione immediata sulla pressione di Belli. Taina Santos, ancora Belli, ancora Taina Santos, deviazione di Vanin, Belli controlla il pallone, mette ordine alle giocate. Vanin, Tati, Renatigna, ancora Vanin, Renatigna, sterzata su Pereira. Vanin, Tati, sbaglia il controllo, favorisce Ferrara, tutta sola però, prova a fare il meglio che può e c'è
un tentativo davvero pericoloso, distinto di Biase in calcio d'angolo. Giocata che sembrava chiusa, quella di Erika Ferrara, che dal nulla si è inventato un diagonale velenosissimo. Isa Pereira, controllo e tiro, Cettati però. Si riparte da Carturan. Taina Santos, Isa Pereira, Ferrara, ancora per Taina, chiusa da Tati con personalità. La reazione del Falconara dopo aver subito in avvio di ripresa il 2-0. Palla in diagonale trasmessa male, prova a ripartire Belli, inciampa Renatigna. Siamo in banda opposta con Vanin, non si intende con Renatigna. E allora può ripartire Nancy Lott, ne è entrata al posto di Taina Santos, vince il contrasto con Belli, ancora Lott con il piede, ancora una volta bravissima Di Biase. Tati rallenta il gioco. Vanin, Renatigna aspetta Ferrara, arriva il raddoppio come sempre sulla portatrice di palla in banda. Vanin, Tati, ancora Vanin, esce palla al piede dalla pressione, portando a spasso Nancy Lott, cespica sul pallone Betty, triplicata. Federica Belli lascia il posto a Roxy Yon. Vanin, Tati, Condova in pressione, ancora Tati, pallone deviato da Condò. Vanin, raddoppiata ancora una volta, Lott sporca il possesso. Renatigna, controllo, fallo di Condò, calcio di punizione in favore del CMB. Primo fallo della ripresa, primo fallo in assoluto commesso dal Falconara in questa gara. Vanin sul punto di battuta. Fischio dell'arbitro. Vanin per Renatigna, pallone alto. Arbitri che ricordiamo sono Dario Pezzuto e Stefano Prisco della sezione di Lecce. Crono invece è Jacopo Giannelli della sezione di Bari. Stanno dirigendo questo big match della quarta giornata. Tati recupera palla in mezzo per Renatigna con il corpo Carturan. Giornata che ha visto giocarsi alle 15 la prima gara con la vittoria del Bitonto 4-0 a Roma contro la Lazio. In campo anche Tiki Taka e Montesilvano. Tati per Renatigna, drop, pallone fuori. Domani invece kick-off femminile Molfetta alle ore 15, alle 15:30 Cagliari Soccer Altamura. Chiude il programma alle ore 16. Audace Verona, Woman Roma. Isa Pereira, bella l'apertura per Lott. Controllo così e così, l'imbucata poi non trova compagne. Tati, abbiamo superato il quinto minuto di gioco. CMB avanti 2-0. Una rete per tempo, Tati e Belli. Vanin, Tati, Renatigna, in avanti per Vanin, lo scarico trova Pereira che fa ripartire Falconara, Ferrara, palla in mezzo verso Lott, chiude la diagonale Ion. Ottima copertura difensiva da parte della calcettista rumena.
Pereira la battuta del calcio d'angolo. Tentativo di prima intenzione da parte di Colucci, bloccato da Di Biase, che non riesce a scaricare il pallone, allora lo lancia in avanti verso Renatini, anticipata da Ferrara, mette ordine Pereira, si ripropone Ferrara, ecco la servita, triangolazione a cercare Colucci, velo per Lot, Nancy Lot, buca Di Biase per il 2-1 Falconara. Cinque minuti e 47 secondi sul cronometro. Arriva la rete dell'olandese Nancy Lot per il 2-1. Cade Vanin, occhiataccia verso Pezzuto, tutto regolare secondo il direttore di gara. Questa volta fallo ai danni di Ion da parte di Colucci, segnalato da Prisco. Per Nancy Lot si tratta della seconda rete stagionale, mentre secondo e anche il fallo commesso in questo secondo tempo. Attenzione, tentativo di Tati, pallone alto. Sul secondo palo c'era Ion, posizione fatto ingolosire il talento in maglia numero 4. Carturan per Colucci, rimpallo che favorisce solo momentaneamente Vanin, è arrivata Isa Pereira, poi serie di contrasti da una parte e dall'altra, l'ultimo tocco della numero 2 del CMB, rimessa in favore del Falconara. Ferrara, suolata, Renatigna contrasta e favorisce anche l'ultimo tocco di Erika Ferrara, e allora CMB riparte da Roxion. Vanin si propone in avanti Renatigna, pallone splendido con i giri contati da posizione impossibile, brucia le mani di Carturan, che però risponde ancora una volta presente. Domenichetti richiama Taina Santos, pronta a tornare in campo. Lo stesso vale per Belli sulla panchina lucana. Sbaglia tutto Tati, non ci può arrivare su quel pallone Vanin. Fuori Colucci, dentro Taina Santos. Scarico di Taina per Pereira. La segue Tati, ancora Pereira. Taina Santos, l'imbucata fermata da Renatigna, che prova la suolata, ma si trascina il pallone in calcio d'angolo. Taina per Ferrara, si coordina benissimo, c'è la deviazione di Vanin. Aumenta i giri del motore Falconara dopo il gol del 2-1. Prova ad impattare nuovamente il match. Taina, deviazione di Ion, protesta per un presunto fallo da rigore. Taina Santos, Tati, finezza per Vanin, esce elegantemente il CMB dalla pressione. Renatigna non si intende con Vanin, c'è però Isa Pereira ad evitare guai maggiori, perde palla Taina. Ion per Renatigna, Renatigna, il pallone a fondo campo. Taina, pallone recuperato sullo scarico da Vanin. Tati, Vanin, Tati, Renatigna, Tati, Vanin, controllo orientato, pallone però trascinato oltre il rettangolo di gioco. Fuori Ferrara e Taina Santos, dentro Colucci e Lot, mentre Belli è ancora lì in zona cambio. Lancio di Isa Pereira proprio verso Colucci, che chiede scusa per il mancato aggancio. Tati, Ion, Tati, Renatigna,
Bella anticipata da Lot. Palla per Colucci e arriva il 2-2 da parte di Colucci sul primo palo. Impatta il match Falconara. Otto minuti, 4 secondi da 2-0 a 2-2. Merito di un coriaceo Falconara che ci ha creduto anche nei momenti di maggiore difficoltà. A terra sia Pereira che Lot. Il pallone lo mette fuori Tati. Arbitri che hanno ritenuto regolari entrambi i contrasti. Gol di Carola Colucci. Terza rete per lei in questa stagione. Tra l'altro, alla vigilia di questo match si affrontavano i migliori attacchi della Serie A. CMB primo con 20 gol, adesso 22. Falconara secondo con 16, adesso 18, mentre Falconara sino ad ora aveva subito appena 2 gol. 2 ne ha subiti oggi in una sola gara, ma ovviamente la forza del CMB è diversa da quella delle altre avversarie. Cammino sino ad ora del CMB, dicevamo, fatto dalla vittoria casalinga per 5-1 contro il Cagliari, poi 2 partite consecutive lontano da casa, il 9-0 a Verona e il 6-4 a Roma contro le giallorosse. Falconara che invece aveva vinto la prima gara esterna 6-2 sul campo del Tiki-Taka, poi 2-5-0 contro Audace Verona e Cagliari. E adesso le squadre appaiate in testa alla classifica con 9 punti sono in parità. Tutto da rifare. Belli! Pallone fuori. Carturan per Isa Pereira. Renatigna gestisce il pallone. Ion Tati. Ancora Renatigna al tentativo che attraversa tutta l'area di rigore e termina fuori. Lancio di Carturan. Fuori Isa Pereira. Dentro Ferrara. Partita stratosferica da parte di Isa Pereira. Ha difeso, organizzato, costruito. Fino ad ora davvero una grandissima partita da parte della numero 16 a disposizione di Giulio Domenichetti. Renatigna, pressione di Lot, tiene botta la 9. Ancora pressione, si rinnova la sfida. Fallo di Nancy Lot. Terza infrazione Falconara a 10:41 dalla fine del match. Risultato che è cambiato altre 2 volte. Falconara recuperato da 2-0 a 2-2 grazie alle reti messe a segno da Lot e Colucci. Tati, palla filtrante per Ion che non si intende, però apprezza il tentativo dalla compagna. Ferrara in avanti, la pressione la mette in difficoltà, si rifugia in fallo laterale. Tati, Belli prova a superare Lot, l'olandese la chiude in rimessa laterale. Tati pronta alla battuta. Renatigna centralmente, chiusa da Ferrara. Arriva il raddoppio, poi recupera il pallone Elpidio che fallisce la ripartenza trascinandosi il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Adesso ci va lei a riposare fuori dal campo. Dentro Pereira, forse sarà stata fuori per non più di un paio di minuti. Tornato in campo a combattere Vanin. Ion di prima intenzione cerca e trova Belli, chiusa da Ferrara. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. 9:48 da giocare.
Siamo 2-2 tra CMB Futsal Team e Occasa Falconara. Vanin dalla distanza, centra in pieno Colucci, si rimane lì. Sbaglia tutto Belli, favorisce la ripartenza di Colucci. Apertura per Lot. Arriva Belli a rimediare al suo stesso errore. Cammina nervosamente Mister Neri nella zona di competenza. Ferrara. Pallone respinto da Ion, recuperato da Pereira. Apertura per Nancy Lot. Altra chiusura di Belli. Rimessa CMB. Lucane che ripartono da Federica Belli. Vanin Ion. Tati, controllo errato, subito pressione, ma il rimpallo favorisce Ion. Tati perde palo in favore di Pereira. Ferrara al limite dell'area di rigore, chiusa da Ion. Rischia la giocata anche in una posizione pericolosa il CMB. Pereira. Ferrara. L'attende Ion. Prova a superarla, ma Ion devia il pallone. Capitano di Falconara recupera la sfera, mentre Elpidio è pronto a tornare in campo. Fendente di Ferrara, impossibile per Colucci recuperare il pallone. Colucci che torna in panchina dentro Elpidio. Tati, ancora un altro errore nel controllo da parte della 4. Belli prova la giocata, fermata da Pereira. Elpidio, chiusa da Ion. Tanti errori tecnici in casa CMB. Forse per mancanza di lucidità, i ritmi sono davvero notevoli in questa gara. Elpidio, chiusura di Tati, che più volte si è toccata la caviglia destra in questi ultimi secondi. Renatigna pronta a tornare in campo, dà indicazioni dalla panchina. Ferrara a battere il calcio d'angolo. Altra deviazione di Ion. Sarà rimessa questa volta. Elpidio, chiusura di Belli. Si rimane sempre lì in zona d'attacco, banda destra. Altro tocco, si ritorna in calcio d'angolo. Ferrari in mezzo, pallone deviato da Elpidio, recuperato da Di Biase. Torna in campo Renatigna in luogo di Belli. Ion, Renatigna sbaglia il controllo. Dico fortunatamente per lei, visto che la trasmissione errata aveva fatto ripartire una potenziale azione centrale di Erika Ferrara che aveva spazio. Ion. Deborah Vanin. Renatigna. Tati lotta con Isa Pereira. Vanin. Va in pressione Pereira. Ion sale il baricentro, telecomandato dalla panchina da Domenichetti. Serie di contrasti. Arbitro ferma il gioco per fallo di Ion ai danni di Lot. Primo fallo dalla ripresa commesso dalle Lucane. Fuori Lot, dentro Taina Santos. Elpidio, serie di finte. A spazio centralmente, Tati anticipa Ferrara. Ion alza a campanile questo pallone. Renatigna lotta e alla meglio su Pereira. Arriva il raddoppio, ancora Renatigna. Chiusa da Isa Pereira, calcio di punizione. Fallo numero 4 del Falconara a 7 minuti e 7 secondi
dalla fine del match. Vanin. Renatigna. Si gira ancora per Vanin. Si propone Tati centralmente. Vanin, c'è un tocco di mani da parte di Pereira. Tutto regolare. Ripartenza il Pidio. Chiusa da Vanin. Contro ripartenza Renatigna. Renatigna. Pallone alto. Gli arriva il time out chiamato dalla panchina di Falconara. Si ritorna in campo dopo il time out chiamato da Giulio Domenichetti, tecnico dello Casa Falconara. 6 minuti e 43 secondi da giocare. Ferrara, pressione di Vanin e palla che termina fuori. Possesso recuperato dalle padrone di casa che nel prossimo turno renderanno visita al Bitonto, mentre Falconara giocherà in quel di Montesilvano. Trattenuta di Renata ai danni di Taina Santos. Calcio di punizione in favore di Falconara. Taina chiede il giallo a Renatigna. Arriva il secondo fallo di squadra commesso dal CMB in questo secondo tempo. Pereira, fermato da Tati. Ion. Tati in qualche modo prova l'incursione, chiusa prima da Pereira, poi da Ferrara. Carturan, una puntata sbilenca che termina in fallo laterale. Ion. Vanin. Tati per Ion, non ci arriva sul pallone. Dopo tanta corsa, tanti contrasti, tante bellissime giocate, pian pianino sta venendo fuori un po' di stanchezza. La partita che sta per entrare negli ultimi 5 minuti. Vanin. Deviazione, manco a dirlo, di una onnipresente Isa Pereira. Ion per Vanin. Controllo orientato, palla in mezzo, non c'è la deviazione di Tati. E quindi rimessa, credo, da fondo campo, seguendo le indicazioni di Pezzuto. Dentro Belli, fuori Ion. Lot allunga il Falconara, costringendo Vanin alle retrovie. Carturan in avanti verso Lot, attenzione il velo, che pericolo. Per fortuna ce n'ha Di Biasi attenta. Ancora Vanin. Palla in avanti, Belli lotta con il Pidio, alla meglio la numero 11 del Falconara. Taina Santos mette giù un pallone complicato, Pereira e il Pidio, pressione di Belli efficace, poi dimentica il pallone e allora Falconara può ripartire da Taina Santos. Tutto regolare, Tati in avanti per Renatigna, ha spazio Renatigna, sterzata ma c'è la chiusura di Isa Pereira determinante. Tati
si addormenta sul pallone, arriva prima Taina e poi lotta ad allontanare il pericolo. Fuori Taina, dentro Colucci. Renatigna. Vanin lascia sul posto Lot, apertura per Renatigna sulla destra. Vanin con il destro, pallone alto di poco. Cerca la pressione Vanin, provando con il fraseggio a schiacciare il più possibile la retroguardia avversaria. Lot, deviazione di Vanin, rimessa laterale Falconara nella propria tre quarti campo. Nancy Lot, Pereira, ha problema di superare Belli, allora arriva Carturani in avanti, bella palla per Colucci, anticipata da Tati di testa. Ferrara pronta alla battuta. Pereira per Ferrara centralmente, il tentativo sfiora il palo alla sinistra di Di Biase. Tati, Vanin, Renatigna ancora in avanti per Vanin, lotta con Pereira, chi ha la meglio, riparte Isa Pereira, sterzata, tiene botta, scarico per Ferrara, bella l'apertura per Lot, pallone fuori. Vanin ha spazio, carica il mancino, pallone fuori di un paio di metri. 3:36 ancora da giocare. Si va di folate adesso. Ripartenze e controripartenze. Lancio di Carturan per Colucci. Prova a girarsi, la segue Tati, arriva in supporto Elpidio. Si lotta. Il pallone è uscito, l'ultimo tocco è di Tati, secondo Dario Pezzuto. Elpidio la battuta, arriva Pereira, ci abbatte il pallone, lo recupera Colucci che problema di girarsi, Pereira anticipata da Belli, Vanin in avanti verso Renatigna, ma il pallone è fuori. Pereira, Elpidio porta a spasso il pallone, lo perde in favore di Renatigna, 2 contro 1, Renatigna per Belli, palo! Terzo legno di giornata per il CMB. Ad un passo dal 3-2 la squadra di neri. Ferrara, Pereira, non c'è fallo, Tati recupera il pallone, Vanin, sterzata di Vanin, palla sul secondo palo, capisce tutto Ferrara, prova a ripartire Pereira, c'è la chiusura di Vanin, tutto regolare, Colucci non fa battere la rimessa, non capisco per quale motivo. Ecco capito il motivo, Vanin voleva battere ma il possesso era per il Falconaro. Gioco già ripreso mentre Prisco va a calmare la panchina di casa. Pereira, il tentativo attraversa tutto lo specchio della porta. Ci ha provato in qualche modo Colucci. Di Biase va a protestare con Prisco che la redarguisce. Ferrara la battuta, momento decisivo del match. Elpidio dalla distanza, pallone fuori. CMB che riparte da Deborah Vanin, cronometro scorre inesorabile. Renatigna l'aspetta Pereira,
in fase di copertura, apertura verso Vanin, non ci arriva su quel pallone e allora Elpidio può rimettere in gioco verso Carturan. Pereira, scarico per Colucci, anticipata da Tati, di prepotenza Tati. Vanin, Tati ha spazio, carica al destro, sterzata, ancora Tati, non c'è più spazio. Vanin, e il tap-in di Renata Adamatti fa esplodere il Pala Saponara. 3-2 CMB a 1 minuto e 54 secondi dalla fine del match. All'ennesimo tentativo Renatigna la mette dentro da pochi passi. Signori, chiamate il terziologo, il gol, Renata! 18 minuti 6 secondi. Esultanza da parte del pubblico di casa che ha fatto letteralmente saltare il tap-in di Renatigna. E Domenichetti si gioca immediatamente la carta del power play con Capitan Ferrara al posto di Carturan. Fischi di paura da parte del pubblico di casa. Tenta il tutto per tutto adesso Falconara. C'è spazio per Ferrara. Momento decisivo del match. Pereira. Elpidio. Isa Pereira centralmente per Taina Santos. C'è spazio per Ferrara. Carica il destro Pereira. Palla fuori. Di Biase per Tati. Vanin. Renatigna. Vanin. Pressione altissima da parte del Falconara che recupera il pallone con Erika Ferrara che era rimasta tra i pali. Taina Santos tira su Pereira. 61 secondi ancora da giocare. Elpidio. Ferrara. Pereira. Si muove Colucci, ecco la servita ancora per Isa Pereira. Elpidio, chiusa da Vanin, ma vince il contrasto. Palla verso Ferrara, pallone che termina fuori. Ferrara rimane tra i pali, non c'è più cambio. Ion, pallone in avanti. 33 secondi ancora da giocare qui al Pala Saponara di Salandra. Ferrara in avanti. Colucci lotta con Ion. Pereira. Ferrara. Pereira. Elpidio. Movimento di Ferrara. Ecco la servita. Elpidio. Pereira. Chiusura di Vanin che esulta come se avesse fatto gol. 9 secondi, 8 centesimi ancora da giocare. Pereira in profondità, allontana Renatigna. Nuovo fallo laterale. Ci va Taina Santos a battere la rimessa. Rimane per terra una calcettista del CMB con 6 secondi e 3 centesimi da giocare. Si riprende Ion. Taina Santos pronta alla battuta. Palla deviata da Tati, rimane in campo, l'allontana Ion, ma il pallone è già uscito. 4 secondi ancora. Si avvicina alla porta. Tentativo di Ferrara chiuso da Tati, è passato un secondo.
Taina Santos suolata, tentativo a fondo campo. Prisco dice che è calcio d'angolo. Palla in mezzo, deviazione di Ion. Siamo a 6 centesimi dalla fine. Ferrara, palla in mezzo, deviazione di Ion. Incredibile, ancora un centesimo. Palla di Ferrara, deviazione di Ion, ma questa volta è finita al Pala Saponara. Il CMB Futsal Team supera l'Ocasa Falconara per 3-2. È tutto qui dal Palasport di Salandra. Da parte di Gianluca Valente un grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti voi.